credito cooperativo significa anche valorizzazione delle tradizioni locali. Oggi siamo a Bovolone in una delle fiere più antiche del Veneto, la fiera di San Biagio, e siamo qui per parlare insieme alla BCC locale di agricoltura anche in chiave innovativa e bio. Come vedi l'agricoltura del futuro? Il mio sogno sarebbe un'agricoltura a cui non servono i contributi statali per sopravvivere, ma un'agricoltura che potrebbe stare in piedi grazie alle sue forze. È importante avere una banca di credito cooperativo al proprio fianco per i progetti anche in agricoltura femminile. Sicuramente per me è stata una grande risorsa, perché sono partita da molto piccola, per dire quasi niente, e poi con l'aiuto della banca, che proprio per loro devo dire un grazie enorme, ho potuto realizzare il mio sogno, che mi sono formata in un'azienda agricola, mi sono formata al frutteto. Come sta andando l'economia in questo territorio? Diciamo che l'economia anche in questo territorio sta soffrendo quello che sono le problematiche connesse sia ai fattori climatici sia ai fattori anche della cimice asiatica, di cui se ne parla molto spesso. Però bene o male un po' perché è un'economia agricola diversificata, cioè che spazia dalla coltivazione del tabacco alla coltivazione frutticolicola, all'allevamento di bestiame, all'allevamento di polli, per cui bene o male diciamo che è un'economia che tutto sommato sta andando anche discretamente. Noi ci crediamo molto su questo tipo di economia, tant'è che la nostra banca investe oltre il 35% degli impieghi nel comparto agricoltura. E devo dire che lo investiamo molto volentieri perché ci ha sempre dato grandi soddisfazioni, nel senso che la percentuale di sofferenze in quel comparto lì è molto ma molto contenuta, quindi vuol dire che tutto sommato ci sarà crisi, sarà difficile lavorare per gli agricoltori, però bene o male rispettano quelle che sono le scadenze e gli impegni che si prendono. Un impegno, quello di Banca Veronese, che si concretizza attraverso occasioni di crescita e di formazione. Anche nel 2020 un convegno organizzato con Coldiretti si rivela l'occasione giusta per fare luce su alcuni problemi e soluzioni che interessano gli agricoltori, tra cambiamenti climatici, cimice asiatica, salubrità delle colture e l'uso di prodotti fitosanitari. Il numero dei fitofarmaci sta scendendo sempre di più e perché l'attenzione della popolazione è sempre quella di avere un benessere sempre superiore, pertanto viene rivoluzionato il piano dei fitofarmaci che noi adottavamo fino ad oggi. Qual è la frontiera per sviluppare un'agricoltura sostenibile? La frontiera è quella di ridurre l'uso allo stretto necessario, di utilizzare mezzi alternativi fin dove è possibile, logicamente, e di ricorrere al mezzo chimico solo quando effettivamente è necessario. Oggi come oggi il mezzo chimico non può essere abbandonato perché altrimenti non riusciremo a produrre nulla, però la prospettiva è quella di farne un uso sempre più oculato e sempre più attento. Cosa significa per una banca di credito cooperativo offrire sostegno alle imprese agricole? Noi siamo nati come Cassa Rurale Artigiana Cattolica, quindi noi siamo nati con rurale e la nostra attività è data è portare risorse agli organismi economici e gli organismi rurali sono i primi nostri soci.